Amabile e buona fede, tecnico del Ribera Calcio 5, una bella serata, un bel risultato per voi. Sì, sicuramente, ma l'obiettivo era quello di venire qua a divertirci, l'abbiamo fatto anche stasera e soprattutto di esprimere un bel gioco. Penso che le ragazze abbiano fatto tutte e due le cose, si sono divertite, hanno espresso un bel gioco, di fronte abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha dato dal filo di torcere, che ci aspettava, quindi non era facile trovare gli spazi, però poi il grande strapotere fisico e soprattutto la bravura delle mie ragazze ha fatto la differenza. Tu sei un grande esperto di calcio femminile, abbiamo un po' parlato di questo calcio femminile che deve assolutamente crescere in provincia. Come può crescere, detto da un esperto? Esperto, io oggi festeggio i 25 anni di calcio femminile, ho iniziato nel 92. Come può crescere? Già siamo sulla buona strada, se si pensa che in questo torneo ci sono 6 squadre agrigentine e altre 3 squadre, 3 realtà partecipano a un torneo Wispi, sempre agrigentine, già siamo 9 realtà in provincia che se faremmo un unico campionato sarebbe veramente bellissimo e entusiasmante. Poi ho visto un rinnovato entusiasmo nel calcio femminile, ho visto dei tecnici preparati come può essere Roberto Arnone, c'è Gianfranco Bambino della Casoccia, Andrea Milazzo del Trinacre, tutta gente che ha calcato anche ai campi di calcio maschile, quindi che può dare tanto input e tanta importanza al calcio femminile. Miriam D'Amico, giocatrice del Ribera Calcio a 5, partita abbastanza facile stasera contro il Futsal, l'Atena Futsal, un 8-1 come risultato. Comunque vi siete divertiti? Certo, il primo obiettivo era il divertimento, ma comunque le aspettative per questa partita erano tante ed erano molto alte, perché comunque c'è rispetto per la squadra di mister Roberto Arnone, per comunque le avversarie che io conosco, comunque sono mie amiche, ma è stata una partita divertente, alla fine il pubblico è stato molto, spero che si siano divertiti a vederci giocare, tutte e due le squadre ovviamente. Hai fatto solo un gol, però hai almeno fatto 4 assist gol. Sì, va bene, per me l'importante è il gioco della squadra, faccio quello che posso per aiutare tutti, e per mandare in porta le mie compagne, poi se scappa il gol mio personale va bene pure.